Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo ha effettuato una mappatura dei porti e delle darsene del capoluogo siciliano, analizzando la posizione socio-economica dei concessionari delle aree demaniali ricadente sotto la gestione dell'autorità portuale di sistema. Dei 30 enti commerciali che forniscono l'ormeggio a 1500 imbarcazioni nel solo centro città, circa la metà sono risultati non in regola con il versamento dell'imposta municipale unica, IMU. Grazie ai riscontri effettuati dai finanzieri, l'ente palermitano per la riscossione dei tributi ha potuto emettere gli avvisi di accertamento per un totale di 700.000 euro. Allo stesso sono state individuate 265 unità navali adibite all'attività di locazione, riconducibili a 78 società diverse, tutte prive della polizza assicurativa obbligatoria, atta a coprire gli infortuni e i danni subiti dal conducente del mezzo locato, anche quando il sinistro è da questi causato. Una pratica scorretta a danno dei locatari e per la quale sono state elevate alle rispettive società sanzioni per circa 40.000 euro. Le ispezioni nelle fiamme gialle di Palermo hanno inoltre portato alla luce un fenomeno diffuso e altrettanto irregolare, costituente nell'uso del bene demaniale dato in concessione per finalità non attinenti o totalmente differenti allo scopo per il quale lo stesso è stato destinato con atto dell'autorità. Nella sola Palermo sono stati censiti 80 usi difformi a favore di attività commerciali esercenti il noleggio o la locazione di unità a diporto che hanno beneficiato di posti barca all'interno dei pontili che invece dovevano servire esclusivamente ad altri scopi. I titolari delle concessioni demaniali hanno consentito il detto uso difforme del bene traendone un vantaggio economico con i contratti di affitto dei posti barca e garantendo a loro volta la società di charter di turno che ne ha potuto impropriamente beneficiare e sono stati sanzionati per un importo complessivo di 250.000 euro al fine di garantire il corretto utilizzo del demanio marittimo quale bene pubblico dello Stato, nonché la tutela delle entrate e la leale concorrenza tra gli operatori della nautica, settore strategico per l'economia del territorio. La Guardia di Finanza affianca le amministrazioni centrali e gli enti locali nell'adozione di una strategia antifrode finalizzata al contrasto degli illeciti e a rafforzare le attività del controllo amministrativo.